Ben ritrovati dalla redazione. Saranno 1757 le imbarcazioni che si posizioneranno sulle linee di partenza della Barcolana Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre del Signore e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Fratelli cari, ecco vogliamo mia madre raccogliere e i miei brevemente fratelli. la parola che il Perché Signore chi fa ci la dona in volontà questo di Dio, giorno, costui e è per attraverso me la parola che Lui ci fratello, dona, Dio sorella, viene a ma incontrare egli la rispose nostra loro: vita. Dio viene «Chi è anche mia questa madre mattina e chi a sono i miei portarci un fratelli?» messaggio di speranza, di gioia. Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: Fratelli cari, «Ecco mia vogliamo madre raccogliere e i miei brevemente fratelli. la parola che il Perché Signore chi ci fa la dona in volontà questo di Dio, giorno, costui e è per attraverso me la parola che Lui ci fratello, dona, Dio viene a sorella, ma egli incontrare la rispose nostra loro: vita. Dio viene «Chi è anche mia questa madre mattina e chi a sono i miei portarci un fratelli?» messaggio di speranza, di Girando gioia. lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: Fratelli cari, «Ecco mia vogliamo madre raccogliere e i miei brevemente fratelli. la parola che il Perché Signore chi fa ci la dona in volontà questo di Dio, giorno, e costui è per attraverso me la parola che Lui ci fratello, dona, Dio viene a sorella, ma egli incontrare la rispose nostra loro: vita. Dio viene «Chi è anche mia questa madre mattina e chi a sono i miei portarci un fratelli?» messaggio di speranza, di Girando gioia. lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse:
Fratelli cari, Ecco mia vogliamo madre raccogliere e i miei fratelli. brevemente la parola che il Perché chi Signore fa ci la dona in volontà di questo Dio, giorno costui e è per attraverso me la parola che Lui ci fratello, dona Dio viene a sorella, ma egli incontrare la rispose nostra loro: vita. Dio viene Parola anche questa del mattina Signore. E chi a sono i miei portarci un fratelli? messaggio di speranza, di Girando gioia. lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: Fratelli cari, Ecco mia vogliamo madre raccogliere e i miei fratelli. brevemente la parola che il Perché chi Signore fa ci la dona in volontà di questo Dio, giorno costui e è per attraverso la me parola che Lui ci fratello, dona Dio viene a sorella, ma egli incontrare la rispose nostra accogli i nostri doni.
ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al loro volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e con la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. O Signore Gesù, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiamoci un segno di pace. La pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ora a noi la pace. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Guardate al Signore e sarete raggianti, non dovranno arrossire i vostri volti. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa
che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada che arderà davanti all'immagine della Vergine come segno della nostra preghiera. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Ave, ave, ave.
Canto numero 161. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido. Ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi 27 gennaio, un giorno particolare di ricordo, il ricordo di tutte le vittime dell'Olocausto, morti nei campi di concentramento. Ecco, hanno voluto ricordare in questo giorno, ecco, tutte queste vittime, ebrei, la maggior parte ebrei, 6 milioni di ebrei, ma anche tanti altri. Inoltre la Chiesa oggi ricorda anche una grande santa, Sant'Angela Merici, terziaria francescana, nata a Desenzano del Garda nel 1470. Fondò a Brescia nel 1535 la Compagnia di Sant'Orsola, istituzione di vita consacrata nel mondo, dotandola di regola propria. I ricordi e il testamento manifestano profondo spirito evangelico e intensa vita spirituale. La diffusione della compagnia e la nascita dei diversi istituti di suore orsoline hanno divulgato la venerazione della santa nel mondo. Fu canonizzata da Pio VII nel 1807. E vogliamo preparare il nostro cuore chiedendo innanzitutto il perdono dei nostri peccati e così celebrare più degnamente questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro,
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre azioni secondo la Tua volontà, perché nel nome del Tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatti 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con gioia e al suono del corno. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grande in mezzo a noi è il Re della gloria. Grande in mezzo a noi è il Re della gloria. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Grande in mezzo a noi è il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Grande in mezzo a noi è il Re della gloria. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Grande in mezzo a noi è il Re della gloria. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Grande in mezzo a noi è il Re della gloria. Alleluia, Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. alleluia, alleluia, Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?»
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Parola del Signore. L'autore sacro del secondo libro di Samuele sottolinea con una certa forza la gioia con cui Davide colloca l'arca del Signore nella città di Gerusalemme, la città di Davide. Per il popolo di Israele l'arca rappresentava la presenza di Dio, conteneva le tavole della legge, e Davide, pieno di gioia, danza con tutte le sue forze davanti al Signore, e tutta la folla lo segue cantando, suonando la tromba. Ecco, la presenza del Signore in mezzo al suo popolo non può che essere motivo di gioia. Dove non c'è Dio non può esserci gioia. Dove c'è Dio, dove c'è amore, allora c'è gioia. Il salmista allora invita il popolo ad accogliere il Re della gloria, invita ad alzare la fronte, alzare i frontali, alzare le porte antiche per far entrare il Re della gloria. Ecco, è un invito a togliere tutto ciò che impedisce a Dio di entrare nella nostra vita. Le porte antiche, i frontali, non sono altro che barriere, quelle barriere che innalziamo tra noi per mille motivi, impedendo così al Signore di entrare da noi. Io sto alla porta e busso, dice il Signore. Chi mi apre entrerò da Lui, cenerò con Lui ed Egli con me, e sarà gioia piena. Ecco, il Vangelo di Marco sottolinea il fatto che diventare parenti di Gesù non è una questione di sangue familiare, ma è una questione di fede. I suoi fratelli, sua madre, sono tutti coloro che ascoltano la sua parola, la mettono in pratica, sono tutti coloro che compiono la volontà di Dio. Ecco, nel Vangelo di Marco non c'è il racconto dell'infanzia e quindi ascoltando questo evangelista noi non sappiamo niente della sua nascita, della sua infanzia. Se non avessimo gli altri Vangeli, guardando solo il Vangelo di Marco, non sapremo niente di Gesù, della sua nascita, della sua infanzia, della sua giovinezza, dei suoi parenti. Ecco, compare così la madre che non è neanche nominata espressamente, messa insieme agli altri. E potrebbe sembrare una parola dura contro la madre. Ecco, difatti Gesù sta mettendo in chiaro invece la grandezza della madre sua, perché chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Quindi non è una questione di legami di sangue, ma di obbedienza operativa al Signore. Mia madre, sta dicendo Gesù, è mia madre perché ha fatto la volontà di Dio, ha ascoltato il Signore, ha accolto la parola. È importante allora che la madre di Gesù sia discepola, è questo che la costituisce grande, ma è proprio quello che noi possiamo fare, noi discepoli di Gesù, disposti ad ascoltarlo, non ritenerlo pazzo né indemoniato. Noi possiamo diventare suo fratello, sua sorella, sua madre. Essere madre di Gesù vuol dire generare figli alla Chiesa, far nascere la fede in altri, avere quella grazia che ha accolto Maria in modo singolare. Accogliendo la parola, facendo la volontà, ha dato vita al corpo di Gesù. E adesso nella storia tutti i discepoli che accolgono quella parola e fanno la volontà di Gesù, di Dio, generano il corpo di Cristo, che è la Chiesa. Allora
È bello l'atteggiamento di Gesù, che appena gli dicono che c'è sua madre e i suoi parenti, lui ha un modo di guardare la gente che è un modo tipico del Vangelo di Marco. Gesù guarda in faccia tutti quelli che ha vicino, ha uno sguardo su ciascuno, girando lo sguardo su quelli che erano seduti. Quindi guardandoci in faccia dice: tu puoi essere mio fratello, tu puoi essere mia madre, se ascoltiamo la sua parola e facciamo la sua volontà. Ecco, lo sguardo del Signore oggi si posa su ciascuno di noi e anche a noi ci dice le stesse cose. Tu puoi essere il mio fratello e la mia madre. Dio ci vuole radunare attorno a sé come fa un padre con i figli che ama. Rafforzati nella fiducia da questa intimità e nel nome di Gesù, suo Figlio unigenito, preghiamo dicendo: Padre Celeste, ascoltaci. Padre Celeste, ascoltaci. Per il cammino delle Chiese verso l'unità sia fondato sull'ascolto paziente e costante della parola di Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ascoltaci. Perché gli abitanti di ogni continente, nel dialogo e nel rispetto reciproco, diventino sempre la più famiglia umana voluta da Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ascoltaci. Perché si intensifichi da parte della comunità civile la solidarietà nei confronti degli orfani e delle vedove. Preghiamo. Padre Celeste, ascoltaci. Perché nelle famiglie cresca la capacità di amore e donazione reciproca, nel rispetto della libertà di ogni membro. Preghiamo. Padre Celeste, ascoltaci. Perché la comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio ci renda sempre più capaci di conoscere la tua volontà e di compierla. Preghiamo. Padre Celeste, ascoltaci. Sant'Angela Merici ha saputo ascoltare e comunicare la parola di Dio. Preghiamo allora per tutte le congregazioni delle suore orsoline. Ecco, sull'esempio di Santa Angela Merici, ecco, sappiano divulgare la parola di Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ascoltaci. O Dio, Padre buono, che non ti stanchi di richiamarci a te, donaci di crescere nell'amore e nella fraternità verso di te e tra di noi, e aiutaci a compiere senza riserve la tua volontà d'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, presbiteri, diaconi, tutti i consacrati e il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Angela Merici e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie Ogni peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto numero 449.
Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, ti seguiamo nel cammino, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti doniam la nostra vita, ti doniam la nostra vita, ti doniam la nostra vita, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signore. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutrito con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Innalziamo una preghiera alla Madonna anche per tutte le vittime dei campi di concentramento, di cui oggi appunto si fa la memoria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di Sant'Antonio, di Sant'Angela Merici, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore, con la vostra vita andate in pace. Canto 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore,
Salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.